Ewayu! Ciao! Benvenuti o bentornati sul canale Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video e come avete visto dal titolo e dalla miniatura, oggi, a parte che non sono solo perché c'è una persona che voi mi chiedete spesso nei video, c'è Roberta. Ciao! E come avete visto dal titolo e dalla miniatura, oggi faremo un altro video di cibo. Prima di cominciare, Ewayu, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale per questi ed altri contenuti, sia sul cibo, sul calcio, tante e tante altre cose. Adesso sta arrivando anche la YouTuber League, quindi se volete il vlog del dietro le quinte, tutti in retroscena e quindi tanto che non vedete nei video ufficiali, cliccate sull'iscriviti e iscrivetevi a questo canale. Allora, come avete letto, penso di aver inventato una challenge che su YouTube non è stata ancora fatta. La challenge di oggi te la spiego, è molto semplice. Io mangerò McDonald's per ogni calciatore che tu indovinerai. Praticamente mangi tutto. No, praticamente stavo per il rischio che faccio riuno perché ho preparato comunque alcune foto di calciatori che non penso conosci e quindi E perciò? non indovinerai e in un magna. Se tu indovini io mangio. Non avevo capito che se io indovinavo, Ma che cazzo? se io indovinavo tu mangiavi, cioè se io non indovinavo, no, se non sta, c'è buono, la gente. Cioè, non ha capito manca la challenge. Come possiamo sperare che indovini i calciatori? Ti farò vedere delle foto che ho preparato sul mio telefono. Saranno più o meno 20 calciatori di livelli diversi, chiaramente. Quindi qualcuno probabilmente lo conoscerai, qualcun altro ti butterò io un po' da dietro per farti indovinare, pure perché l'obiettivo della challenge è mangiare tutto quello che abbiamo ordinato. Adesso sta per arrivare il rider dal Mac a casa, vi farò vedere quello che abbiamo ordinato. Speriamo di mangiare quante più cose possibili e nulla, a tra poco. Ah, mamma mia, si mangia! Forse. Allora, prima di cominciare ovviamente la challenge vi faccio vedere quante belle cose abbiamo ordinato. Partiamo da questa busta qua che è quella là più piccolina. Vediamo un po' cosa c'è. Vabbè, non ci sta niente di interessante. Sta a posto, ci sta la Fanta forse abbiamo preso, sì. E poi ci stanno due ketchup. Ma qui è il nostro bottino più pieno. Sciassamata cosa. Ah, eccola qua. Ah, mamma mia, quanta roba. Guardate qua. Io vorrei far capire quanto pesa questa busta. Allora, ci stanno patatine. Vabbè, sono mandate più buone, c'è amore però. Tra poco diventeranno proprio di calcestruzzo, la molto faccia in muro e si rompono il muro. Altre patatine, chiama bazzi per patatine. Poi abbiamo preso 1, 2, 3, 4 hamburger, quindi panini da €1 che poi non stanno più €1. Abbiamo preso, anzi ho preso per la prima volta il McWrap e non l'ho mai mangiato. E poi abbiamo preso, non è finita qui, si pure a Fuquan, non è finita qui, le Chicken McNuggets, ma attenzione signori, le spicy, quindi praticamente la roba ma piglia proprio l'idrante perché io sennò pigliamo fuoco. E per ultimo, ma non per importanza, il mio Big Mac. Mamma mia, guardate qua sopra quanta roba c'è da mangiare, fidatevi. Un altro panino stava qua, me lo sono dimenticato, quindi adesso che abbia inizio la sfida. Sei pronto a fare digiuno? No. Mangerò tutto io comunque, ciao. Allora, non vedevo l'ora di questo momento perché tutto il ben di Dio del Mac sta qui davanti a noi. Ovviamente, quando si alza il livello del giocatore, qualora tu dovessi indovinarlo, si alza anche il livello di quello che andrò a mangiare. Infatti all'inizio penso che qualcuno lo potrà indovinare perché è abbastanza semplice, è abbastanza conosciuto, quindi Se lo indovino chi mangia? io. La sfida è io mangio. Ma io non mangio. No. C'è il digiuno. E fa un po' che dietro. Dammi il telefono. Dammi il telefono. Vieni. Perfetto. Perfetto. Allora, quindi ti faccio vedere subito il primo giocatore. È di una squadra a noi molto amata. Dimmi chi è. Amore. Come amo? Guarda Nino D'Angelo. Ma chi è? È Nino D'Angelo di Popcorn e Patatine. Non è Nino D'Angelo, può mai essere Nino D'Angelo, è un giocatore del Napoli. Ma quando l'ha accattata ieri stesso giocatore. Non lo conosci? Amore però. Ah, non è un giocatore che gioca sempre. Non è un giocatore che gioca. Non è un giocatore. Assolutamente. Allora, mi sono promesso di darti qualche aiutino. Facciamo una risposta multipla. Quale risposta multipla? Che stai facendo un test ingresso? Allora, il suo cognome inizia con la Z. Ed è tipo... Ma che ridi? Siamo sbagliati, vai. E chi sta suo prima? Chissà, così rimane sta roba. Ma questa era quella più semplice. No, è uno dei più complicati. Però ho detto, vabbè, sta nel Napoli, penso che l'ha visto pure in Scagna. No, allora, il suo cognome inizia... Sì, è di quest'anno. Allora, il suo cognome inizia con la Z ed è tipo un tappeto. Facci tutte cose. Zerbino. No!
Ya, fammi mangiare per piacere. Ci siamo però, ci siamo, non l'hai mai sentito? Ma anche se dici zerbino. Zerbino. Sì, come godo, sì, zerbin. Non ci ho mai sentito a chi, ce lo sai proprio. A me me ne foto proprio. Mangio, però il livello qua era abbastanza elevato. Secondo me posso mangiare qualcosa in più. O parto? No, devi mangiare una cosa e prima devi soffrire come me. Una cosa e si deve aprire lo stomaco. E allora devo partire dalle McNuggets. Bravo. Perché si apre lo stomaco e tra l'altro soffro pure perché sono le spicy. Biccanne bene. Però vado pure un po' di ketchup. Secondo me ci sta. La prima cosa ci mi più stomaco. Ma ero perresato. Fai un po' di ASMR. No, la ci fa spedire, ma lasciami. Mamma mia. Ma io devo guardare in tutto ciò. È normale, buono. Io vorresti mangiare pure. No, non mangia proprio niente, questa è la sfida, mangio solo io. Perfetto, signori, questo era il primo nome. Il primo è andato abbastanza bene. Vediamo il secondo. Il secondo è facilissimo. Secondo è facilissimo. Fammi vedere. No, aspetta. Ma questo giocava tanti anni fa. No, gioca ancora ed è uno dei più forti È uno dei attaccanti d'Europa. Ma è anche uno dei più... Sconosciuti. E vecchiarelli pure. Non è giovane, non è giovane. E questa foto è proprio di adesso. Gioca nel... Prima pure almeno la squadra. Barcellona. E fin qua ci siamo, però ti amo ora. A parte che devo cominciare a bere quindi, perché si stava ti facendo amo. proprio quando erano proprio... Amo, ti amo muovere, ma come si bellillo? Ma ne sta c'è passaggero. Aiutami. Ma qua non ti posso, no, qua non ti posso aiutare. Non c'è una cosa tipo Zerbin. Mi sa che qua non mangio. Però ho detto è facilissimo perché tra gli attaccanti più forti d'Europa. Allora, dimmi gli attaccanti più forti d'Europa. Ma partiamo dal presupposto, ma chi sono sti attaccanti? Ma come Quelli chi là sono? che attaccano, capito? Ma io per esempio pure quelli del Napoli, no? Cioè non ti so dire chi è attaccante e chi... Cioè... Tipo, dimmi l'attaccante del Napoli. Prima tu chi dici? Un nome, un attaccante del Napoli. Come fai a non sapere gli attaccanti del Napoli? Gli attaccanti, quelli che stanno sotto la porta avversaria per segnare. Kvaratskhelia. Ragazzi, applausi in chat e tanti cuori per Kvara e Roberta Cazzaccato, un attaccante del Napoli. Non andiamo avanti perché non volesse fare brutte figure. Invece andiamo avanti qua perché pensa che chi se non indovinava né mo e né mai. No, mi vuoi dire solo l'iniziale? L. Lautaro. No. Però è un attaccante. Lobotka. È un centrocampista? Dimmi un difensore, mi dite un attaccante, un centrocampista, dimmi un difensore con la L. No, non lo so più. Scrivetelo sotto nei commenti voi, un difensore con la L. Vi legge Roberta e vi mette un cuore. Allora, passiamo avanti. Questo pure deve essere facile, pure perché ha un'espressione proprio famosissima. Ti alzo pure la luminosità. Ah, già era alta. Se rimane Guga. Va bene. Chi è lui? Andiamo, questo è facilissimo. Fammi mangiare. A chi sto sai? Questo subito. Se mi aiuti un poco. Chi è che te ne rinda così? Mamma te. No, non è vero. E chi è che te ne identifico? È famoso. No, questa c'ha la faccia conosciuta. L'ha mai vista ieri a Bullo, Questo è famosissimo. Allora ti dico che è brasiliano e quando giocava, altro indizio. Ah, ma io Brasile. Ma non fa scemo che si sta facendo freddo e cose qua, i patatini sono fatti fir. Quando giocava faceva un sacco di giochetti con... Che non gioca più. No. E poi un altro indizio è che ha giocato nel Milan. Chi è questo? Che da già dice? Bene, in Milano non lo vedo. Non lo so, io qua gli darei un altro piccolo indizio con l'iniziale. L'iniziale. R. Mamma mia, pensavo che era più facile. Raspadori. No, è attaccante, vero? Io te ne sto dando un altro perché voglio mangiare. Non ho capito che se mi dice attaccante non mi aiuta. Come da già dice? È Un'altra pompiere. lettera. Facevo il pompiere, facevo Mi devi l'attaccante. dire un'altra lettera. Ro? Si manca che a Ro vi? Roma, Roma. Cose rosse per te. Romagnami. Maro, non si possono fare i video con te, perché non si mangia niente. Ma ci mangiare solo una spalla. Ronaldinho. Non ci credo, come godo! Non era Ronaldo, allora è Ronaldinho. Che poi dice allora Ronaldinho, me ne fotto proprio. Io a questo punto vado col primo panino. Tengo fame. E io gli metto pure le patatine però, perché questo era abbastanza... Vabbè, mi fa titto sangue. Io ho aspettato pure un sacco di Un tempo. morso pure io che sono stata brava. Un morso, vabbè, solo un morso te lo faccio dare, se no stai riuno. Solo uno. Morso di un panino da €1. Guarda, di mine, ma è tuo panino, che c'è piccerino. Ah, fanculo. Baffa tu. Quello è basso, agita. Un morso, un altro qua. No, qua è un morso, ma c'è una certa cosa. Non ne capite niente allora. Ma come? Non ne capite proprio niente. Tu indovini e io mangio. Ma mi vuoi dire quell'altro là come si chiamava? Ce lo diranno loro nei commenti, ragazzi, chi era il secondo giocatore? Ultimo morso. Come vedo? Ma che dici? Si è aperto un po' lo stomaco a te? Sì.
E via. Ma tanto dopo mi faccio comprare oggi un'altra volta. Sì. È venuto Zira America. Allora, questo lo devi sapere proprio per forza. Ma per forza di cose che sono successe. Chi è lui? Aspetta. Chi se la sapete? Aspetta. So che state ridendo voi nei commenti. È quello che ti ha bloccato. Signori. Mazza. Signori! Oh, però sai, come lo sai a chi sta? Vabbè, perché ormai ho fatto una testa tanta, penso a tutti quanti. Oh, guagliù, pensavo peggio. Mangio le patatine adesso, Elmas è stato facile, quindi va bene. Pure un po' di ketchup. Perfetto, allora andiamo avanti con il quinto giocatore. Chi è lui? Pogba. Perché ha mai giocato Pogba nel Milan? Ma non so nemmeno dove gioca Pogba. Non ti dice niente che gioca nel Milan, ti dico che, vabbè, non fa l'attaccante, perché tanto comunque se ti dico attaccante non capisci niente. È uno dei centravanti, Perché poi centravanti capisci che... no, centrotavolo, centravanti più forti attualmente in Italia e fanno sempre il paragone con Kvaratskhelia. Chi è più forte? Kvaratskhelia o? Kvaratskhelia o? Kvaratskhelia o? Chi stai o? Osimhen. Passiamo avanti. Ragazzi, facciamo così, tutti i nomi che Roberta non indovina, scrivete sotto nei commenti chi è, almeno li impara. Quasi mangia. Già ve lo dico che quasi mangia. Chi è lui? Madonna, un lapsus. È un lapsus. Madonna, un lapsus. Il portiere. Rupalazzo. Il Come Rupalazzo. si chiama? Mamma mia. Vedi che non lo sto seguendo più il calcio. Quando me l'hai seguito, scusami, ma stai a buffare i pacchi, vero? In tutto già. È portiere della Juve. Che quello là che faceva pure nell'Italia. Ci siamo, ve l'ho detto, stiamo per mangiare. Mo devo un attimo capire cosa, però stiamo per mangiare. Pure lui è abbastanza facile. Devi un uomo. Non mi viene il nome. Premiti che qua c'è la roba da mangiare. Mamma mi sa che lo Big Mac però deve essere un livello più alto. No, il Big Mac. mamma mia, non mi viene. Ex portiere della Juve, perché ormai Lo so. Eh. Che forte. Ma se ti dico come inizia, però la capite. Hai capito chi è? Boh. Ecco, la B inizia. Qual è il primo nome che ti viene in mente vedendo? Nessuno mi viene in mente Balotelli. Ma non c'è Balotelli. Mamma mia. Piero si chiama. Ma quello Piero! L'hai confuso con Del Piero? Però è quella. È quella la... Quella rocchia là. Diciamo. Esatto. Come detto? Si chiama Gianluigi. Buffon. Ah, fa muc. Perfetto. Perfetto. Allora, le patatine le abbiamo mangiate. Perfetto. Ma ditegli nei commenti chi è che dice Inter perfetto. E vado un'altra chicken McNuggets. Ma posso assaggiarla? No, Cioè, ma ci vengo assaggiare. no, devi solo sentire. Ci fa così, Mi viene l'acquolina in bocca. È normale. Ma scusami, vedi però sei egoista. È normale. Allora, adesso il livello si alza notevolmente. Perché stiamo parlando veramente di una delle icone del calcio. Uno dei più forti al mondo. Praticamente lo devo conoscere per forza. Esatto. Chi è? Vabbè, Messi Chi è più forte? Messi? o Ronaldo? Chi è? Dillo. Chi è? No, tu le dici. Che ne so chi è più forte? Sono tutti e due forti, è Messi. Ah, signori. È il sangue argentino, il sangue... Capì? Allora, visto che il livello qua si è alzato, proprio il livello del giocatore in sé per sé, io qua alzerei pure il livello mio. E secondo me... Secondo me devi assaggiare quello. McWrap. Forse. Io quello stavo guardando. Mo non Ma lo ci mangiamo metti tutti. pure Ci metti pure le patatine dentro. Sì, per forza. Ah, lo devo scappellare. Ecco qua. Però, che bella abbondante. Vedi? Odorare, secondo me è buono. Ci mettiamo pure poche patatine, ci mettiamo più capi come saporita. Lo faccio per te, Che bello guardarti mangiare. Che bello mangiare. È pure buono. Pure secondo me è buono. Dopo me lo fai assaggiare. Dopo. Mamma mia, voglio. E basta, e te lo stai mangiando tutto. Ma Messi, capito? Mamma mia, voglio. L'ultima mossa? Ma non gara nessuno, pure se lo conosco non te lo dico chi è. No, il prossimo sai. No, non te lo dico. Lo prossimo Quindi, sai? No, allora il prossimo devo mangiare pure io dall'almuerzo. Il prossimo lo conosci subito. Infatti l'ho messo apposta dopo di lui. Chi è lui? Ronaldo. È proprio CR7, ragazzi. Allora, per qualcuno è il Goat. Mia preferenza personale, Messi. Perché per me incarna proprio il calcio, capito? Nella sua essenza più pura. Ronaldo, per come la vedo io, è schiavo, tra mille virgolette, dell'allenamento, della preparazione fisica. Invece a Messi... Dell'essere perfetto. Bravo, sì, così lo vedo io. Poi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate voi, perché sono curioso. Ti faccio la rumorsi di wrap. Ma questa parte qua, Dai che te lo meriti. Io invece, visto che devo mangiare pure io, vado un'altra volta con una McNuggets. Perché hai indovinato, quindi si mangia, signori.
Ma che morziccherata, mamma mia. E vado un'altra volta con un po' di ketchupino sopra. Buono. Buono, basta, amo solo un morso. A posto. Come godo? Allora, questo invece lo lasciamo qua sopra così, incustodito, perché non si può mai sapere, indovini pure qualcun altro dopo. E in pare capate c'è dunque. Allora, dopo CR7, chi è lui? Signori, altro giocatore del Napoli. Lo faccio da più vicino pure. Sembra Gesù. Sembra Gesù. Diciamo il capello sì. Prima ce Come l'aveva si chiama diversi. quello Jesus, capito? Del Napoli? Juan Jesus. Ace. No. Perché tu dici, vabbè, si è fatto i capelli come Gesù, o cognome Jesus. No. Gioca in quella zona di campo però. Manco a farlo apposta. In questo periodo, Juan Jesus sta giocando proprio al posto suo. Che si è fatto male. Guarda un po' il caso Raspadori. Te la faccio da Raspadori? Che ne so, amore, perché te la faccio, cioè, senza cognome te la faccio. Tu ce la faccio da Roberta Esposito. Vero proprio, cara. Chi invece faccio te. Faccio cazzo. È vero, non si dice. Dietro la maglietta c'ha sia il nome che il cognome. Che sei scemo proprio a lui. È difensore. Fu carrozziere. Che da già dice, è difensore. Ma un indizio sul nome, non su quello che fa. Te l'ho detto, c'ha nome e cognome dietro la maglia. Ah, perché quell'altro, quello è Mario Rui e Chillate. Non ho capito cosa stai. Quello è Mario Rui, chi? Lui. Sì, però, cioè, muovi capi un attimo il ragionamento. Quello è Mario Rui e quell'altro che cosa? No, perché uno che si chiama Mario Rui e l'altro che si chiama Rui Mario, cioè capito? Che era simile. Rui Mario. No, non mi ricordo. Mario. Ah, Fabian Ruiz. Bravo. E lui è Mario Rui. Faccio ingarrato, ma che sono bravo. Bravo, mi hai fatto mangiare un po' di wrap. A GT io prima che cango. Oh, mi stava facendo mangiare però. Io pensavo che non mangiavo. Ma io sono troppo intelligente, pure se non li conosco, ci arrivo. Visto Mario Rui? Wow, top, bravo. Prossimo giocatore. Chi è? Aspetta, questo lo conosco. Pure a chi si sai? Non mi fai sapere tutto. Giovanilla Roma. Di me. L'ho visto a questo, non lo so. No, però mi devi sempre aiutare un po'. Però l'ho visto, capito? Ah, non l'hai visto? Cioè, l'ho visto già a questa persona. Comincia con la D. Di base. Non ci credo. Oh, mi stai facendo una mazziata! Te l'ho detto che lo conoscevo. Umaro! Ti faccio mangiare pure a te, un'altra cosa. Ma è incredibile! Panino. bravo. Vabbè, come jolly te li sto dando, cioè, perché Comunque comunque. sono troppo bravo. Guarda, ho messo da alcuni giocatori che veramente era impossibile non indovinare, però. Buon appetito. Però di bala. Io invece mangio le patatine. Ah, è stato un mozza. Madonna. Vabbè, comunque mentre mangi faccio vedere qualche altro giocatore. Allora, chi è lui? Pure l'hai visto? Lo conosco questo. Come? Ah, ho capito perché lo conosci. Roland, come si chiama? No, come hit? Roland, non l'ho visto. Roland. No. Ma come lo sai? Lo sappio. Roland. No, No, aiuto. Cioè, c'era una fidanzata calciofila. Non sapevo. però non è quello il nome. Però è quasi quello. Non è Roland. Che poi si può pronunciare anche in due modi, in realtà. Con la R sempre però. No. No. Non posso dire nient'altro. Holland! Ma è assurdo. Io ho detto, vabbè, metto questo. Lui pure, per esempio, è una delle icone del calcio di questi tempi qua. Cioè, proprio tra i più forti. Holland o Haaland? Pure questo voglio saperlo nei commenti, perché non ho ancora capito come si pronuncia effettivamente. Holland. Boh, vabbè. Prossimo. Che sicuro sai. Quello là che stava nel Napoli e poi se ne è andato nella Juve. Oh, assurdo. A parte che io mo devo un attimo mangiare perché prima è ingarrata Holland. Quindi boh, io pare patatine, dici mi stramacchia, mi pigli e mi pigli pure un'altra. Vabbè, un doppio ingrediente. Dici. Chi è lui? Hai detto secondo me lo sai perché Hit stava nel Napoli e poi è andata alla Juve. Alla Juve. È Higuain. È Higuain. No? No. No! E chi è? Non è Higuain. Da quando Higuain ha giocato nella Sampdoria? Che ne so, amo che fine hanno fatto sta gente. Squadre in cui ha giocato Higuain. Vai. Juve, Napoli, Un'altra italiana? Forte? Atalanta. No, forte. Inter. No? Milan. Milan, poi dove giocava Ronaldo pure. Real Madrid. E beh, chi si dice chi è? E ce lo devono far sapere sempre loro nei commenti. Allora, passiamo al prossimo e qui lo dico con un gran sorriso, proprio a 360 denti, chi è lui? Che è? Non mi sento bene! Come ti sento buono? Ma che chi? Al 360 denti! 360 gradi. Vabbè, se non mi si In può bocca dire. 360 Se non mi si può dire. Ma quando me... Vabbè, chi è comunque? 360 denti, questo sta fuso. Ah, là. Signori, applausi.
va giù. Io in questo caso me lo sono proprio conservato, secondo me, per lui. Il mio amato Big Mac. Qual è il vostro panino preferito del Mac? A me il Big Mac. Non entra, entra. Ma chi è? Mac, non entra. Ma chi E beccate sto trapezio. Sapevo proprio niente, non sapevo. Allora, patatine come di consueto. Si chiude il coperchio. Mamma mia, voglio, guardate qua. Mamma mia, guardate. Mamma mia. Voglio il Big Mac. Spettacolare. Mamma mia, voglio, guardate qua che spettacolo. Cioè, gli dareste un morso adesso di come sta. Buono e caro tender. Allora, manca solo l'ultimo. Veramente l'ultimo? Sì, l'ultimo nome, l'ultimo calciatore di questa challenge è lui. Arrivederci. E grazie. Ah, te ne vai proprio? Che non è un calciatore. Oh, questo è il mio touché. Raga, e questa era l'ultima clip di questo video. Come avete visto, solo alla fine la cam non era a fuoco e io non me ne sono accorto in tempo. Però per fortuna il video era finito e quindi non ci siamo persi niente. Ve l'ho messa comunque l'ultima scena perché per il meme secondo me ci stava. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se questo video vi è piaciuto, noi ci siamo divertiti e nulla. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e se volete altri video con Roberta sotto nei commenti. E ciao!